Ma una mostra molto ampia, effettivamente 140 opere, fra dipinti in modo particolare, poi anche però un aspetto di carattere fotografico, poi le stampe giapponesi. Diciamo che ognuna delle 6 sezioni potrebbe essere una mostra, almeno la prima, la seconda e la quarta dal punto di vista numerico potrebbero essere delle mostre a sé stanti, assolutamente. Quali filoni? Ma ragioniamo da principio sul senso delle figure e del ritratto, poi la collocazione importantissima per gli impressionisti delle figure en plein air nella seconda sezione, una piccola sezione sulla natura morta perché dobbiamo ricordarci che quello è stato anche uno degli ambiti importanti dell'impressionismo, soprattutto per Cézanne, e poi la grande sezione ovviamente sul paesaggio, immancabile, con oltre 50 dipinti essa stessa da sola. E poi 2 sezioni finali che personalmente mi interessano molto, che sono quelle del superamento dell'impressionismo, dapprima con Monet che mette in crisi la pratica del plein air e quindi la non necessità più di condurre a termine il quadro del tutto sul motivo, e l'ultima, gli anni finali di Cézanne e di Monet, che aprono da un lato con Cézanne al cubismo e dall'altra parte con Monet all'astrazione e all'informale. Lei con questa mostra ha voluto dare un segnale, una mostra didattica perché è la pittura del Novecento francese, parallelamente, contemporaneamente all'impressionismo c'erano molte altre cose che spesso tendiamo a separarle. Ma nel mio saggio in catalogo ho scritto proprio questo: la storia molto spesso, anzi quasi sempre, si guarda dalla parte dei vincitori. I vincitori che alla fine sono stati gli impressionisti, all'epoca erano i vinti, ma poi sono diventati i vincitori, e quindi oggi noi tendiamo a leggere la storia della pittura francese del XIX secolo soltanto dalla parte degli impressionisti. Invece ho cercato, pur in una mostra che si chiama Storie dell'impressionismo, che quindi dovrebbe celebrare l'impressionismo, anche di far capire quanto accadesse in quel momento in terra di Francia, non soltanto a Parigi ovviamente, e far comprendere come ci fossero tante cose che parallelamente correvano sulle strade di Francia, quindi ancora i residui della pittura accademica e romantica, la pittura di genere e la pittura del salon, il realismo, importantissimo questo aspetto, soprattutto negli anni 40, 50 e 60, di pari passo con la letteratura realista francese ovviamente, e poi la nascita dell'impressionismo, quindi le prime prove negli anni 60, l'impressionismo storico degli anni 70 e la sua crisi. Quindi veramente un grande affresco storico, credo anche una mostra fortemente didattica. 20 anni di attività, dove è arrivato? A tante mostre, il mio desiderio è sempre di fare mostre legate anche al senso dell'emozione, della vita, quindi anche in una mostra storica come questa inserisco delle parti nelle quali mi sento più profondamente coinvolto, e penso soprattutto alla parte iniziale, quella del ritratto per me straordinario degli anni 60 dell'Ottocento tra Manet, Courbet, Degas, Renoir, e poi naturalmente la parte del paesaggio, ma soprattutto la dissoluzione del paesaggio impressionista. Questo è un aspetto che, per quanto mi riguarda la mia esperienza personale anche di vita, mi piace, mi interessa molto, e quindi mi interessa anche studiarlo e farlo comprendere e capire alla gente. Sì. In parallelo ci sono anche gli italiani del secondo Novecento. Sì, l'altro campo di studio mio è stato sicuramente il Novecento italiano, e quindi ho voluto dedicare in realtà 2 mostre, 2 e una piccola cosa, al Novecento italiano, per cui dal punto di vista storico l'esposizione da Guttuso a Vedova a Schifano, che ha come sottotitolo Il filo della pittura in Italia nel secondo Novecento, ed è un racconto un po' particolare fatto con un quadro per anno dal 1946 al 2000 della vicenda appunto pittorica italiana di quella seconda metà del secolo, e bisognava incastrare in ogni anno qualcosa di significativo per quell'anno, ma insomma credo che alla fine il percorso sia riuscito. E poi la mostra De Pictura, non a Santa Caterina ma a Palazzo Giacomelli, nella quale rileggo la cosiddetta generazione di mezzo, quindi autori italiani nati negli anni 30, che è stato un po' il mio cavallo di battaglia anche critico nei primi anni della mia attività. E chiudiamo con questi 3 quadri: Massagrande legge Parigi, Matteo Massagrande, pittore padovano, che si confronta con uno dei racconti dei sillabari di Parigi di cui ricorrono i 30 anni dalla morte
volte quest'anno, sarà la prima di una serie di 4 esposizioni nelle quali altri 3 poi pittori italiani si confronteranno con altri racconti dei sillabari di Parigi. Si riconosce il merito di aver avvicinato il grande pubblico italiano piano piano all'arte? Ma il merito casomai lo devono riconoscere gli altri, sicuramente abbiamo avvicinato tanta gente perché in 20 anni di Linea d'Ombra e in alcune decine di mostre abbiamo portato oltre 10 milioni di persone a vedere le esposizioni e quindi insomma sono numeri che fanno abbastanza impressione, molto lontani i nostri concorrenti da questi numeri e quindi anche perché gli altri magari fanno anche 10-15 mostre all'anno, io di mostre all'anno ne faccio una al massimo 2 perché me le curo mentre gli altri le affidano a curatori esterni, diciamo gli altri organizzatori. Quindi il numero di mostre da noi fatto è molto più basso di quello fatto dagli altri, però insomma, i numeri sono dalla nostra parte sicuramente, poi il merito, insomma, io sono contento che tantissime persone siano entrate grazie a delle mostre che ho fatto per la prima volta in una sala espositiva, abbia conosciuto per la prima volta un museo e soprattutto poi attraverso le mostre e grazie al fatto di essere venuti a visitare una mostra si siano poi intrattenuti davanti a per esempio i quadri della Pinacoteca Civica del Museo di Treviso, ma questo è accaduto in tantissime altre città nelle quali ho lavorato e questo è molto bello perché vuol dire fare un'attività anche di sensibilizzazione attraverso le grandi mostre. Credo non sia un aspetto secondario dell'attività e mia personale e di Linea d'Ombra, quello di avere sensibilizzato milioni di persone all'arte. Ripeto, tante volte, grazie alle nostre mostre, le persone sono entrate in un museo per la prima volta. Anziché andare in discoteca o andare al ristorante una sera, sono entrate in un museo. Non mi pare una cosa banale assolutamente questa. Ma questo per un approccio didattico? No, e voglio dire una cosa che per me è molto importante. Io dico, se questa è arte popolare, io sono felicissimo di fare questo, di aprire le porte alla gente che venga a vedere le cose. Ora, dopo 13 mesi di lavoro, ora che possiamo dire, insomma, è fatta il ritorno di Marco Goldin a Treviso, un po' di emozione? No, se devo essere sincero sono veramente concentratissimo, è stato un ritorno che è stato scandito da conferenze, lezioni, spettacoli teatrali, cioè un percorso lunghissimo. E l'emozione c'era forse di più magari nell'autunno dello scorso anno quando finalmente abbiamo chiuso questo benedetto e famigerato accordo con la città di Treviso. Io sono veramente da settimane e settimane concentrato sul lavoro e basta. Chiaro che sono molto più che emozionato, sono contento perché so, assieme a tutti i miei collaboratori, di avere portato in porto un progetto espositivo di grande qualità, riconosciuto già in questo senso da tutti i curatori stranieri che erano qui in queste 2 settimane di preparazione della mostra e quindi per me questa è la cosa importante. Poi le mie emozioni me le tengo più per me, non sono una persona insomma, che si mette a raccontare le cose, parlo di pittura tantissimo sicuramente, quello sì, però per il resto no. C'è un quadro che è particolarmente soddisfatto di aver portato qui a Treviso? No, ce ne sono tanti. Tanti mi chiedono ma c'è il quadro più bello della mostra, dimmi qual è. No, ci sono alcuni quadri, tra l'altro proprio farò un racconto che si chiama I 10 quadri del mio cuore legati a questa mostra e sarà l'ora di apertura delle serate che faremo, pomeriggi serate che faremo nel Pinarello Festival e quindi scoprirete i 10 quadri del mio cuore di questa mostra, ma amo molto, più che un singolo quadro, la coralità di un atteggiamento di un pittore o di più pittori nei confronti della vita e della restituzione del colore e delle immagini, quindi mi faccio più prendere, dopo ci sono ovviamente dei quadri più belli degli altri per me ovviamente, ma mi piace di più proprio la coralità. È una mostra, chiedo io, questa qui, che si apre nel punto in cui sembra chiudersi, cioè il rapporto tra la figurazione e l'informale, e quindi un capitolo tutto quanto denso di attrazioni e credo che su questo